E questo è il terzo incontro che si svolge sul tema pediatria di Portogruaro, e a cui voi hanno partecipato anche negli altri due incontri. L'ultimo c'era il direttore sanitario Bramezza, che ha detto determinate cose. Penso che tutti abbiate letto ultimamente i giornali con i vari articoli che riportano ospedale unico, pediatria Portogruaro che chiude, articoli 2 giorni fa, definitivamente, contrariamente a quanto aveva affermato l'altra volta il direttore Bramezza. E schede ospedaliere, che quelle vecchie sono diventate vecchie, quelle nuove ancora non si sanno bene, non si sa bene che fine hanno fatto, dove sono. A mio avviso c'è un po' di incertezza in tutto questo. Allora abbiamo organizzato questo ulteriore incontro per aprire un dibattito tra politici della zona, quindi consiglieri regionali, sindaci, con la popolazione, in modo tale di chiarirci un attimino le idee, anche se arrivato a questo punto forse come comitato dovremmo spostare l'obiettivo, che non dovrebbe più essere quello di pediatria, ma bensì quello di ospedale. Per il momento continuiamo su questa strada, quindi per non dilungare tanti lavori, io direi gli interventi che siano un attimino contenuti nel giro di 5-6 minuti, altrimenti non abbiamo tempo sufficiente per avere un dibattito. E un'altra cosa che pregherei, visto che ci si avvicina alla campagna elettorale, sia l'eventuale campagna elettorale comunale che regionale per il prossimo anno, stasera evitiamo di fare campagna elettorale, cerchiamo di fare qualcosa di costruttivo. Vi ringrazio e do la parola subito al nostro ospite, il sindaco di Concordia. Ringrazio il Comitato Pro Pediatria per l'invito. Come hanno detto è la terza volta che come Comitato ci troviamo in questa sala per perorare la loro iniziativa. Io però andrei subito sull'ospedale unico come tema, perché ormai oltre al parterre che abbiamo qui davanti ci sono anche i sindaci di Portogruaro e di Sastino, visto dal pubblico. Io intendevo leggere l'ordine del giorno che è stato fatto dal Consiglio Comunale di Concordia sull'ospedale unico, ma anche sui servizi sociosanitari del Veneto orientale. Questo ordine del giorno riprende l'ordine del giorno di Portogruaro e anche altri ordini del giorno che sono stati fatti nel Veneto orientale rispetto all'ospedale unico. Lo voglio leggere perché all'interno ci sono i temi che poi secondo me potrebbero essere sviluppati dai relatori di questa sera. Noi abbiamo fatto 2 consigli comunali, uno sul discorso poi della fase preelettorale, della campagna elettorale, a me interessa poco perché l'abbiamo chiusa da poco, quindi siamo un po' più tranquilli rispetto a questo. Abbiamo fatto, come dicevo, un consiglio comunale in agosto. Prima ne avevo fatto uno l'11 luglio nel quale avevano partecipato tutti i comitati, diciamo così, che erano contro l'ospedale unico, e anche il direttore Bramezza e altri primari che erano presenti quella sera. Devo dire che è stato molto costruttivo in termini, come si può dire, di informazioni che abbiamo avuto dalle 2 parti. E da questi poi abbiamo fatto l'ordine del giorno che è stato approvato l'11 luglio 2014 e che è questo. Il Consiglio Comunale di Concordia considera che la prospettata scelta di realizzare un ospedale unico nel Veneto orientale non sia attualmente supportata da alcuna puntuale indicazione riguardante in particolare le risorse necessarie e le fonti di finanziamento, in quanto non esiste un piano finanziario per l'intervento e nel bilancio regionale la spesa ipotizzata di circa 150-200 milioni di euro non trova copertura. Adeguate analisi tecniche che garantiscono la qualità dei servizi, il contenimento dei costi, le conseguenze in termini di mobilità passiva verso altre regioni. Valutazioni approfondite circa la possibilità per un eventuale ospedale unico destinato a servire 200.000 persone
di competere con strutture regionali anche appena fuori confine, qualificate, nuove, in corso di ampliamento o con un bacino di utenza molto maggiore. Un'attenta considerazione dell'esodo degli utenti AS10 verso il Friuli Venezia Giulia, problematica che comporta uno dei capitoli più onerosi per la stessa azienda sanitaria. Studi di contesto ambientale e infrastrutturale. Abbandonare le strutture esistenti in zone urbane comporta la costruzione di nuove strutture in zona decentrata, lontana da tutti i poli abitativi maggiori, con una nuova cementificazione, strade, parcheggi con costi elevatissimi per la collettività, in un momento in cui risulta obbligatorio il contenimento generale della spesa pubblica. Le scelte che si andranno ad operare sulle strutture esistenti. Il Consiglio Comunale quindi ritiene che l'ospedale unico in realtà, con il mantenimento della casa di cura privata a Rizzola e anche se specializzato nell'ospedale di Jesolo, non sarà affatto unico e quindi permarranno nel territorio incongruenze e disomogeneità. Che incanalare la discussione istituzionale e pubblica solo sulla scelta della sede ospedaliera risulta, in questo contesto, non corrispondente al concetto di responsabilità pubblica. Che la scelta di una sede ospedaliera debba essere effettuata garantendo l'assoluta trasparenza. Che le conclusioni contenute nella relazione tecnica sulle candidature di localizzazione sul territorio ospedale unico devono essere comunque riviste e definite da parte della conferenza dei sindaci, al fine di garantire la parità di accesso a tutti i livelli di servizi adeguati per tutto il territorio. Quindi il Consiglio Comunale auspica che vengano superate alcune ipotizzate scelte organizzative dell'AS 10. La limitazione, trasferimento o ridimensionamento di alcuni servizi ospedalieri particolarmente efficienti per la popolazione considerata come fondamentali per la loro sicurezza e tutela sanitaria, tra cui a Portovaro, pediatria, punto nascite, psichiatria, centro di disturbi alimentari, eccetera. La drastica riduzione dei primariati, il trasferimento anche parziale di servizi di eccellenza come la psichiatria, che rischiano di essere decontestualizzati e slegati dal territorio. Tali scelte di fatto annullerebbero gli investimenti fatti sulle competenze e rischierebbero di vanificare i risultati ottenuti e le esperienze consolidate. Venga avviata una programmazione sociosanitaria condivisa che coinvolga le aziende operanti nel territorio della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Venga sottoscritto un accordo di cooperazione tra la Regione Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Tale accordo può rappresentare la soluzione definitiva del tema delle cosiddette fughe, che vanno intese, a nostro giudizio, come una variabile indipendente legata alle caratteristiche geo-amministrative del mandamento. Afferma che le scelte sulla salute, sull'assistenza e la protezione sociale devono essere fatte tenendo conto dei bisogni che riguardano i diversi aspetti della vita collettiva. Ritiene decisamente prioritario garantire fin da subito e concretamente standard di cura elevati per i cittadini, l'adeguamento del numero dei posti letto assegnati, l'attivazione all'interno degli attuali presidi ospedalieri di posti letto di lungodegenza e quelli di ospedale di comunità, un piano riorganizzativo per l'integrazione dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, l'individuazione dei punti più delicati e di maggior rischio clinico e sociale, l'attivazione a Portogallo della RSA. Da atto che nella programmazione regionale le seguenti scelte sono considerate strategiche: il potenziamento e il consolidamento dell'offerta territoriale, la definizione organizzativa dell'offerta ospedaliera secondo i criteri di omogeneità quali quantitativa in un contesto di equità allocativa e di accessibilità, la definizione delle competenze tra ospedale e territorio, orientando il primo al trattamento delle acuzie e il secondo alla presa in carico delle cronicità, secondo logiche dirette, lo sviluppo di politiche di integrazione professionale e di intersettorialità degli interventi. Il Consiglio Comunale ritiene quindi che oggi nel Veneto orientale la scelta dell'ospedale unico non possa essere considerata una priorità. Indica nell'ospedale diretto su due poli, Portovaro e San
chiave, adeguatamente e organicamente riorganizzati e ristrutturati, la scelta ottimale per dare risposte sociosanitarie ai 2 territori di riferimento a breve termine. Considera la prospettiva di riorganizzazione della rete ospedaliera come un'opportunità da costruire però con opportuni processi, con le necessarie fasi di transizione del progetto, con il mantenimento della qualità delle prestazioni offerte, con un approccio serio e sistematico, tenendo conto di tutti i fattori, con valutazione di piena sostenibilità dei costi, con la partecipazione attiva dei cittadini. Chiede alla conferenza dei sindaci e alla sanità del Veneto orientale di assumere decisioni tenendo ben presente come prioritarie non tanto le ragioni di parte quanto il bene della comunità. Di queste cose il Consiglio Comunale mi ha dato mandato di portarle in tutte le sedi opportune e ritengo che siano ancora valide, anche se da quello che leggiamo dalla stampa ultimamente ci sono accelerazioni che portano a pensare che le chiusure, almeno dei reparti di pediatria, dovranno avvenire a breve e questo ci preoccupa molto. Ringrazio e lascio la parola.